Prosegue l'attività della Guardia di Finanza che mira a tutelare il mercato e contrastare la diffusione dei prodotti non conformi ai rigorosi standard di sicurezza. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sottoposto a sequestro circa 3 milioni di articoli contraffatti all'interno di un capannone in città che fungeva da deposito di merce di produzione straniera illecitamente introdotta nel territorio dello Stato. All'interno del centro di stoccaggio, pronti per la distribuzione all'ingrosso, le Fiamme Gialle hanno individuato articoli di elettronica, giocattoli per bambini, accessori per la telefonia, casalinghi, prodotti per il tabagismo e pile elettriche. L'attività, condotta dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, è scaturita dal controllo economico del territorio e dal successivo monitoraggio di alcuni mezzi commerciali che rifornivano di prodotti di varia natura diversi negozi di casalinghi ed elettronica. Le investigazioni condotte hanno quindi consentito di individuare un magazzino di circa 1500 metri quadri, dal cui controllo è emerso che la merce ivi stoccata non era accompagnata da alcuna documentazione idonea a giustificarne l'acquisto, l'importazione e la commercializzazione. Tra i prodotti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro, oltre a pile elettriche riproducenti il marchio Duracell, anche i marchi per l'elettronica Apple e Kingston. L'imprenditore di origine straniera per tali condotte è stato deferito all'autorità giudiziaria per commercializzazione di marchi contraffatti, contrabbando di prodotti da tabagismo privi del sigillo dei monopoli di Stato e ricettazione, e in relazione a taluni prodotti non sicuri gli è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per complessivi 45.000 euro.